È durato solo 34 giorni, eppure il suo pontificato ha lasciato un segno profondo, quello di un uomo straordinario. Ma chi era davvero Albino Luciani, il sacerdote di montagna, diventato pontefice e poi beato? La mostra itinerante Giovanni Paolo I, un papa inatteso, cerca di dare una risposta mostrando il volto di un uomo che nella sua semplicità celava una grandissima modernità. Inatteso perché in primis lui stesso non si attendeva di essere lì eletto pontefice, inatteso perché per il nome che si è dato, quindi il doppio nome, il primo papa nella storia a darsi il doppio nome, e infine inatteso perché ha cambiato i paradigmi del dialogo tra un pontefice e le persone, usando quel linguaggio del quotidiano già dal primo Angelus. La mostra, realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Treviso Belluno, dall'associazione Rivela, farà tappa nei luoghi del Veneto legati a Papa Giovanni Paolo I, Belluno, Oderzo, Vittorio Veneto, Treviso, Venezia e Padova. L'idea della mostra è nata dalla catalogazione dei libri di Albino Luciani, in particolare dai versi di una poesia di Trilussa, dove viene sottolineato che la morte è spesso meglio della vita, ma l'amore è più forte della morte. Ecco, leggere appunto una sottolineatura così di Papa Luciani sull'amore commuove in un mondo come quello di oggi, soprattutto dell'amore coniugale. Alla mostra ha collaborato anche il Museo Casa Natale Beato Giovanni Paolo I con il prestito di alcuni oggetti. La falce, per significare con quanta fatica lui abbia fatto da ragazzo a vivere nel cuore delle Dolomiti, condividendo la vita da contadino della sua famiglia. E poi i libri, perché si è formato culturalmente, è stato uno dei papi più colti del Novecento e più originali del Novecento. E poi la veste talare bianca papale, perché a significare che il suo pontificato è completo nonostante la sua brevità. Un uomo ed un papa straordinariamente moderno che, pur nella brevità del suo pontificato, avviò relazioni importanti per la pace. Oggi più che mai c'è bisogno di questa pace. Il suo pontificato è stato un riferimento per questo tentativo, che non ha potuto continuare ovviamente per la brevità, ma che è stato un momento di grande speranza già nel 1978.